Donald Trump sta facendo di tutto per scuotere, per provocare una febbre mondiale con tutte queste sparate sensazionalistiche di occupazione di territori del mondo. Sembra quasi che voglia lui stesso fare una battaglia a risico. Allora provocatoriamente gli spediremo una scatola di risico in modo che si sfoghi lì, se vuole, con i suoi amici e con i suoi più stretti collaboratori. Partirà da Padova una lettera in inglese e in italiano e una scatola di risico, il famoso gioco da tavolo, destinazione Casa Bianca, Washington DC, all'attenzione del presidente Donald Trump. Una piccola provocazione, come sottolineano gli organizzatori dell'associazione Orizzonti, ma allo stesso tempo un gesto simbolico per invitare l'inquilino della Casa Bianca ad indirizzare altrove le sue mire espansionistiche. La pace e la serenità, oltre a non regnare a livello geopolitico, non regna neanche a livello economico. Le imprese del territorio, anche quelle della città di Padova, noi abbiamo una grande zona industriale, soffrono di fatto i dazi di Trump. Quindi non c'è solo l'aspetto dell'espansionismo geopolitico del presidente americano, ma anche dell'espansionismo commerciale. All'interno nessuna regola speciale per Trump, potrà scegliere lui chi vuole attaccare. Gli esponenti di Orizzonti, però, lo invitano a non studiare la geografia sul tabellone da gioco. Ovviamente ci auguriamo che Trump non si metta a imparare la geografia dal risico, perché sarebbe un problema. Qualche gaffe l'ha fatta anche in quel senso lì. Il pacco dovrebbe arrivare a destinazione già la prossima settimana, nelle speranza che il presidente americano non si offenda. I carri armati è meglio che restino di plastica, ci sono i dadi, c'è la fortuna, ma soprattutto il messaggio che vorremmo dargli, un messaggio sperando che gli arrivi, perché non è così scontato, ma se gli dovesse arrivare, e credo che il nostro messaggio sia sentito e di comune sentire rispetto alla gran parte dei cittadini, non solo italiani ma del mondo, è quello di occuparsi della pace, visto che ci tiene tantissimo anche a ricevere un Nobel della pace, ma non è sulla strada giusta per averlo.